confermiamo quanto esposto, che ci ha illuminato e ci ha permesso di rispolverare l'importanza del metodo Scout, che almeno personalmente lo ritengo eccezionale dal punto di vista educativo a qualsiasi età. Forse una difficoltà in questo periodo di utilizzo massivo dei social è capire come possiamo essere noi presenti e contattare questa realtà che spesso si chiude e si nasconde dietro un cellulare piuttosto che un computer. Quindi da esperta in pedagogia, come possiamo noi adulti scout essere autoeducativi sia per noi, perché logicamente il vivere in comunità o il relazionarsi con l'altro sicuramente è un momento educativo, ma come possiamo anche noi essere stimolatori di educazione? Grazie. Beh, noi come domanda sottoscrivo quello che ha già detto Giancarlo. Noi abbiamo fatto delle riflessioni che è importante essere noi, perché le tre domande si collegavano una con l'altra, quindi sì, le abbiamo fatte tutti quanti assieme, che ritenendo che la nostra forza è la comunità, però quello che dobbiamo essere è uscire, avere il coraggio di uscire dalla zona comfort che abbiamo, perché noi siamo sempre chiusi nella nostra comunità per portare all'esterno, perché altrimenti potrebbe diventare la nostra comunità un'arma contraria, perché potrebbe isolarci, e invece dobbiamo lavorare e far rete con altre comunità. Importante far rete sia con le altre comunità massi, ma anche con le altre comunità locali, per non essere appunto solo noi stessi. Dobbiamo essere propositivi, non affiancarci agli altri per dare una mano, essere protagonisti. E poi è venuto un suggerimento anche, che ad esempio il nostro squero, che è una bellissima realtà che facciamo, potrebbe diventare un'occasione per affrontare temi importanti della realtà sociale da condividere con l'esterno, cioè quindi aprire lo squero anche a realtà esterne. E è importante mettersi sempre nella condizione di darci delle mete, ecco, da raggiungere e di guardare sempre oltre. E cerchiamo di essere sempre, ecco, abbiamo concluso di cercare di essere sempre delle luci accese e di non bracolare nel buio, ma sempre con gioia, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Questa è un po' la sintesi, ma quello che è importante è avere il coraggio di uscire dalle nostre comunità. Interrogarci sempre. Allora, gruppo Rosa Fucsia. Noi abbiamo fatto delle riflessioni insieme. La prima cosa, non ci siamo nascosti le difficoltà a incidere nel mondo, le difficoltà anche dentro le nostre comunità. Però proprio perché esiste questa difficoltà dobbiamo mettere in campo delle cose straordinarie, come è stato detto. Allora, si diceva la visibilità però senza l'ansia di ricevere qualcosa, perché alle volte facciamo qualcosa ma vorremmo già vedere i frutti. C'è chi ha condiviso nel nostro gruppo che i frutti magari li vedremo fra 100 anni, per cui non è in nostra capacità questo. L'importante è seminare. Allora, scusate, sì, poi logicamente la nostra comunità è un punto di forza, ma abbiamo capito, soprattutto dalla frase essere straordinari nell'ordinario, che a livello individuale che dobbiamo agire molto di più. C'è chi ha suggerito per esempio di ripetersi ogni giorno la legge Scout, perché se non la incarniamo proprio dentro di noi, per essere, come appunto dice
fosse la legge scout, essere gentili, leali, eccetera, magari questo non accade. Un'altra cosa che abbiamo sottolineato è quella di non scordarci che siamo cattolici, perciò la speranza deve veramente far parte della nostra vita e non farci prendere dalla disperazione. Sono Lorenzo, il gruppo è Verde Chiaro. Abbiamo parlato quindi anche noi del quale modello educativo, in quale modello educativo ci riconosciamo, e abbiamo affermato che come adulti siamo principalmente dei testimoni e dobbiamo sentire questa responsabilità, non perché vogliamo essere testimoni, ma perché lo siamo semplicemente agli occhi degli altri, perché quello che facciamo non lo facciamo per noi, ma lo facciamo inseriti in un ambiente sociale per cui siamo visibili. Quindi attraverso le azioni che facciamo noi siamo testimoni dei nostri valori che portiamo come comunità e come individui. Dirompente per noi è nella società attuale la gratuità come essenziale elemento educativo, cioè fare qualcosa di gratuito per gli altri sembra inconcepibile in una realtà sociale attuale. Importante quindi come testimoni è anche avere la coscienza che siamo visibili, anzi che dobbiamo renderci visibili perché crediamo nel valore educativo della nostra testimonianza. Si diceva importante combattere il si è sempre fatto così, quindi essere aperti alle novità, essere coraggiosi e non semplici portare avanti appunto le abitudini perché si è sempre fatto così. Qualsiasi cosa si fa, la si faccia trovando il senso di quello che si fa, quindi è importante anche nei piccoli gesti quotidiani capire il senso profondo di quello che si fa e non vivere in modo superficiale o abituale. La domanda che ci facevamo appunto è siamo scout o facciamo gli scout? Quindi essere scout vuol dire essere sempre, sia in comunità ma anche quando in famiglia, nel lavoro, nella vita quotidiana di tutti i momenti. Importante poi ci siamo detti che non essere estranei alle nuove tecnologie, anzi sono uno strumento indispensabile che deve essere conosciuto anche da noi adulti per poter mantenere un legame con le nuove generazioni, quindi non possiamo ignorare questi nuovi strumenti, non dobbiamo temerli, ma dobbiamo considerarli come uno strumento di comunicazione e nello stesso tempo però proporre anche modelli che non siano stereotipati, che non siano esclusivamente quelli che tendono a isolare l'individuo con lo strumento che ha in mano. Poi si è ripetuto e sottolineato l'importanza comunque della nostra comunità Masci come luogo di confronto, di crescita individuale, dove confrontarci per trovare la strada e i valori fondanti della nostra vita. Buongiorno, sono Nicoletta, il mio colore è rosa. Allora, all'inizio non abbiamo seguito la traccia delle domande, ma abbiamo fatto un discorso globale. Abbiamo fatto un'analisi del nostro vissuto storico, cioè dal punto di vista che abbiamo una certa età, quindi abbiamo fatto la nostra storia e come ci siamo evoluti. Questa evoluzione però ci ha costretti a fare delle scelte anche dal punto
vista di accettare il moderno, cosa che per noi potrebbe essere stato un attimo difficile. Quindi ci siamo adattati a scegliere gli strumenti che abbiamo in mano, quindi anche tecnologia sempre più evoluta, e grazie al Covid siamo diventati più tecnologici. Però abbiamo dimenticato molte volte anche le relazioni umane. Questo dal punto di vista generale. Però facendo un'analisi più addentro nella nostra realtà Masci e Scout, abbiamo detto che la comunità è lo strumento che abbiamo in mano, eccezionale e straordinario. Dobbiamo avere l'incontro con tutti i componenti della nostra comunità, essere forti, cominciare a studiare le nostre capacità per poterle riproporre all'esterno. Quindi dobbiamo istruirci, far crescere e coltivare le nostre 3 C: città, creato e credo. Tutti gli strumenti che ci circondano, come abbiamo detto, ci offuscano e quindi ci rendono persone inutili oppure poco visibili. Qui la comunità ci dà la possibilità di metterci in relazione e di essere in continua confronto con la società che ci circonda, con la famiglia e con anche l'ambiente religioso. Però c'è un cappello che dovremmo mettere nelle nostre comunità. Noi siamo scout e, come ha detto precedentemente il mio collega, ha detto che siamo scout e dobbiamo inserire il nostro essere scout nella nostra persona, ma il nostro essere scout è dentro quando abbiamo fatto la promessa. Quindi se noi abbiamo una postura di essere scout, lo siamo sempre, mettiamo gioia, mettiamo entusiasmo, mettiamo volontà di collaborare anche con i giovani. Una cosa che dovremmo anche incominciare a fare è anche credere di mettere in pratica la C della città. La C della città non vuol dire solo fare volontariato semplice e puro, vuol dire mettersi in confronto con tutta la società, e questo vuol dire anche avere un confronto politico, cioè non aver paura della politica. Stiamo pensando che la politica con la P maiuscola in questo momento ha bisogno anche del nostro aiuto, quindi non tiriamoci indietro e non siamo paurosi ad affrontare questo campo che anche per me poteva essere ostico, ma essendoci dentro sto imparando che forse qualcosa di buono può essere portato avanti, però sempre con entusiasmo e con la gioia che abbiamo dentro. Quindi riportare la nostra gioia di essere adulti e di insegnare, non di insegnare, di collaborare con gli altri, con i giovani, con i grandi e con anche i più anziani ad essere scout sempre. Grazie. Volevo chiedere alla signora Paola rispetto perché nella sua relazione non ha messo il punto della politica. Ok. Monica, Gianni, allora un bellissimo gruppo e un bellissimo momento di confronto. Allora sarò breve perché comunque sono usciti da quelli precedentemente, però qualche cosa da puntualizzare. Dopo un'analisi, una prima analisi dove ci raccontiamo quello che siamo arrivati a un creare pensiero, cioè aiutarci ed aiutare ad interrogarsi e proprio per questo creare un pensiero, quindi essere persone, adulti pensanti sempre, e quindi sanno anche andare controcorrente per quanto difficile sia questo, quasi impossibile, ma per noi l'impossibile non esiste. Poi, giro pagina, aspetta un attimo, sì,
La nostra difficoltà oggi è probabilmente il dialogo tra di noi e soprattutto con le generazioni più giovani. Ecco, partire da un dialogo che parte però da un ascolto, quindi io vi metto in ascolto e dialogo con tutti, in particolare con i giovani. Aspetta, c'era un altro pensiero che allora... Grazie Dinello. Allora, dobbiamo prima capire chi siamo come adulti scout, soprattutto. Non è che ce l'abbiamo la verità in bocca, ci stiamo lavorando, però ci sembra di puntualizzare questo e probabilmente dovremmo essere e ricordarci che siamo comunque responsabili e corresponsabili con e verso gli altri per il bene comune, la politica, e questo insomma non lo dobbiamo dimenticare, ma ce lo ricordiamo. È anche il momento che nella Chiesa ci sia il tempo dell'ascolto, cosa che ci sembrava, ci sembra che non ci sia. Non so se allora, la cosa che ci ha un po' interrogato appunto è: ma come possiamo non subire il cambiamento? Il cambiamento inteso come questa difficoltà nel capire anche come adulti non siamo più un riferimento credibile di educazione verso i ragazzi, verso i figli, i ragazzi. Vi spiego, Paola. È venuto fuori un esempio del fatto che si osservano queste difficoltà, come dicevi te, dell'adulto che è quasi amico del figlio, no? E come possiamo non subire il cambiamento inteso come il rischio è quello di diventare come loro? Allora come possiamo non subirlo? Tu hai detto qualcosa, ma magari ecco se questo è quanto. Mi sembra che ho detto tutto. Ragazzi, fate un cenno? Boh, ok, grazie. Intanto per me è un onore stare qua non per la relazione ma perché ho la signora Paola. La Paola è stata la mia prima formatrice, è stata una guida, io la stimo tantissimo. Grazie. Allora, Questo per dire che non siamo più giovanissimi, vero? siamo quasi, abbiamo quasi la stessa età. No, la stessa età. Però mi ha sempre incoraggiato, soprattutto quando io ero un po' così, scoraggiata. Allora, spalmo tantissimo perché quelli che mi hanno preceduto hanno già detto tante cose che abbiamo già discusso nel mio gruppo. Comunque dalle 3M noi li abbiamo trasformati in 3S oggi. Sesso, successo e soldi. Questo è. Però nella discussione come massi abbiamo cercato di attribuire il colpo: serenità, saluto e sorriso. Allora, chiediamo alla Paola, no? Intanto, quanto il Masci è disposto al cambiamento e se cerchiamo di inserirci in questo cambiamento, chiediamo a Paola quali percorsi possiamo seguire, possiamo intraprendere per essere più testimoni nella nostra società. Perché crediamo che uno strumento importante che dobbiamo avere è proprio quello di essere dei modelli testimoni nel mondo che ci circonda, con la famiglia, con il paese, eccetera. Anche noi ci dimentichiamo che siamo un movimento cattolico ed è importante comunque la preghiera. E la possiamo fare soprattutto come comunità perché la preghiera ci aiuta in questo cammino di cambiamento. E proprio
valorizzata molto la comunità, perché non tutti i gruppi di volontariato hanno questo privilegio di avere la comunità. All'interno della comunità noi possiamo crescere, diventare testimoni, entrare nella società e seguire il cambiamento. Poi chiediamo, magari Paola che è ancora nella GESI, come possiamo noi come MASCI, perché molti gruppi del MASCI hanno difficoltà a avere il rapporto, relazionarsi con la GESI. Che tipo di percorso possiamo fare per migliorare il nostro rapporto con la GESI? Allora, io sono Enzo del gruppo Arancione. Dunque, noi abbiamo parlato, sono venute fuori delle idee, cioè come essere portatori di educazione ai giovani, oppure come essere portatori in famiglia sempre di educazione, di rispetto nella scuola e anche fuori. Fare tesoro del passato e guardare avanti, oppure generatori, cioè come essere generatori e rigenerarsi, come essere generatori al di fuori del MASCI, come portare fuori le nostre idee. Testimonianza e motivazione, oppure con la comunicazione. Anche di non fare troppo i moralisti. E direi che tutti gli altri hanno già ripassato le stesse cose, quindi mi fermerei qua. Grazie. Allora io ringrazio intanto tutti i coordinatori che hanno fatto questo ottimo lavoro, ringrazio per la loro disponibilità e li inviterei per cortesia, magari quando avete un attimo di tempo, di inviarci delle email della regione un po' il sunto dei vostri lavori di gruppo, perché dopo noi questo lo andremo anche a pubblicarlo sul nostro sito come che facciamo, insomma, perché può servire anche per lavoro per le varie comunità. Passo la parola a Paola per un ritorno. Servirebbe un'altra relazione, giusto? Perché ha avuto un sacco di roba, documenti, veramente nel cuore. Come? Vediamo ripetizione. Ah, ripetizione, no, per carità. La questione dei mass media, l'utilizzo dei social. Ecco, io credo che dobbiamo metterci in testa, sono degli strumenti, ci consentono, ci favoriscono l'incontro, tanto per intenderci, la preparazione a questa assemblea, a questo incontro qui, questo square, l'abbiamo fatta online, ok? E Lionello è diventato matto a insegnarmi come accedere attraverso questa modalità qui, che non era né Zoom né Meet, ma era una roba nuova. Allora, una battuta così insulsa un po', ma per dire semplicemente sono strumenti. Noi abbiamo a disposizione i social, abbiamo a disposizione tutte queste tecniche nuove, se volete, di comunicazione, ma sono strumenti e quindi non perdiamo di vista il fatto che sono strumenti, sono dei mezzi e direi che possono contribuire alla nostra riflessione educativa, ma la relazione educativa chiaramente è qualcos'altro. Però non vanno demonizzati, ma vanno utilizzati ed è importante saperli utilizzare, perché oggi come oggi non possiamo pensare di comunicare in maniera, come dire, quella di una volta, lettera, francobollo e via, diciamo, non esiste. Certamente è importante, vado prendendo qualcosa da ogni gruppo, è importante che come comunità MASCI non ci si isoli facendo il gnaro, no? Il gruppo dove si sta bene, ma aprirsi alla rete non solo con altre comunità MASCI, ma la rete che si può creare là dove si vive. Allora il MASCI è un movimento di adulti scout cattolici
E allora qui c'è tutto il discorso della relazione con, una volta era la parrocchia, adesso sarà l'unità pastorale, non lo so, ma comunque anche con quello che è il territorio, che vuol dire le istituzioni comunali, ma anche la presenza della Chiesa. E quindi, ecco, per me, questa è una realtà che non può essere assolutamente ignorata. Non solo, tenete presente, perché questa è una convinzione che io ho e che ho maturato facendo l'esperienza, il servizio di responsabile di zona di Vicenza. Quando la zona era ancora tutta unita, avevamo 36 gruppi. Parlo 1800, 1980, 1983. Ci siamo resi conto di una questione e su questo non transigo perché proprio ne ho la convinzione. Il gruppo che non partecipa all'associazione, quindi la comunità Masci che non partecipa al movimento, state sicuri che nel giro di breve tempo crepa, muore. Cioè, anche se la logica, tante volte la giustificazione è prima risolviamo i problemi interni, poi andiamo all'associazione, sbagliatissimo, non funziona. La vita associativa ti aiuta anche ad affrontare le eventuali difficoltà interne. Per cui attenzione a tutte quelle comunità che non partecipano, perché stanno crepando, stanno morendo. E allora qui forse un servizio che si può fare è quello di andare a incontrarle per aiutarle appunto ad aprirsi, a confrontarsi, eccetera. Si richiamava il problema dell'incarnare la legge Scout, certo, e io ho qui un'altra convinzione. Una volta sono andata, quando spiego, io insegno storia della pedagogia, quando spiego Don Bosco racconto sempre questo fatto. Una volta mi invitano le salesiane come si dice, dell'area del Triveneto, dell'ispettoria del Triveneto. E le salesiane sono una congregazione molto così vivace e mi mettono a fare una relazione a due voci, io e un'altra persona, e avevamo concordato la scaletta. Tra l'altro mi mettono a parlare in una poltrona per cui dovevo stare con le gambe tutte unite perché sennò con le gonne, no, in difficoltà enorme. L'assemblea strapiena e io vado avanti sparata dicendo che in ogni persona c'è almeno il 5% di buono. Ovviamente brusio in sala. Dico, ma che cavolata ho detto? Cioè, vabbè, giusto. Poi immediatamente, per fortuna mi è venuto in mente che Don Bosco dice l'esatto contrario, cioè questa visione positiva dell'uomo. In ogni persona c'è, dice Don Bosco, almeno il 95% di buono. Noi diciamo il 5%, ma perché poi Baden-Powell dice sta nell'arte dell'educatore tirar fuori, no, e sviluppare al massimo. Allora, ecco, di fronte alle difficoltà del mondo, se siamo scout, dovremmo essere ottimisti, nel senso, non di gente che dà una pacca sulla spalla e dice dai che vai bene, ma perché crediamo profondamente che ci sia del positivo in tutto. L'arte, la sfida, e oggi è ancora di più una sfida, una grande provocazione per noi, è quella di scoprire, tirar fuori quello che è il positivo, quello che c'è di 5%. E credo che questo continuo cambiamento che ci viene chiesto, perché così è la nostra realtà, ci spinge continuamente a superare gli ostacoli, a superare i paletti, a buttare il cuore oltre l'ostacolo, come diceva Baden-Powell. Quindi ci mantiene per certi versi giovani nel senso più bello del termine, non giovani dal punto di vista cronologico, perché insomma l'età un po' nasconde, lo spirito giovane, quello di saper sempre cogliere il positivo, e questo guardate che non è facile perché io lo dico a parole adesso, però quando capitano dei momenti difficili della vita, tiro fuori il 5%, insomma non è facile neanche l'1% di andare a tirare fuori. Però lo stile è questo, guardare alla realtà in modo positivo. E questa è una sfida anche per me, perché
penso ai ragazzotti e alle ragazzotte che ho davanti, e vi ho già detto che razza di popolo ho, beh, tira fuori in positivo, avere fiducia non è semplice nemmeno per me. Quindi questa è la sfida, secondo me, che abbiamo, tenendo conto che chiaramente i frutti non si vedono, però la cosa bella è che a distanza di tempo, e ve lo posso garantire, a distanza di tempo i risultati si vedono. Vi potrei raccontare qua di gente che è stata mia alunna, che si è fatta viva dopo più di 20 anni dicendo: professoressa, io sono quella, professoressa, lei quando è venuta in classe è successo questo, io neanche me ricordavo più, eppure lasci il segno, ci siamo? Purché ovviamente sia fatta con quello stile, con l'intenzionalità positiva che noi abbiamo. Un'altra battuta che mi sta molto a cuore: sposo il fatto che oggi tanti dicono: io vado agli scout. È una bestemmia per me, cioè o sei o non sei scout. Quindi sono adulto scout, non vado al movimento, vado alla comunità, cioè è qualcosa che ti entra dentro, che diventa uno stile, è un'abitudine, uno stile di vita, e non appunto un parlare appunto e basta. Ancora, questo essere scout, attenzione, non ha un'etichetta, non ha un uniforme, nel senso che nell'ordinarietà della vita di tutti i giorni, mica indossiamo il fazzolettone, no? Nell'ordinarietà della vita di tutti i giorni viviamo là dove siamo chiamati a vivere, a trovarci, a lavorare, eccetera. Però, attenzione, quando tu, almeno io faccio questo tipo di esperienza, quando tu ti trovi in sintonia particolare con un collega, quando tu ti intendi con una persona, vai d'amore d'accordo, ti trovi, sei in sintonia. Poi casualmente, magari dopo anche anni, vai a parlare, capita il discorso, scopri che è stato scout. Allora io dico, il tanfo dello scoutismo gliel'avete sentito addosso? Cioè lo riconosci non dal fazzolettone, non dalla spusa, perché ovviamente, ma da quello stile che è come dire, l'incarnazione nella vita di tutti i giorni. Ci siamo? E quindi io dico: sono uno scout, non faccio lo scout, non è che vado a divertirmi negli scout o nel MASCI o nella GESCI, no, sono scout. E quindi mi riconoscono, gli altri mi riconoscono un certo tipo di vita. Il tema politico è una grande questione. Io non ho soluzioni, così come non ho soluzioni per le domande che sono state poste, perché se le avessi venderei ricette a tutta birra, mi farei ricca, no? Ma l'educazione non esiste. Allora, qualche riflessione. Sicuramente la questione politica è una questione delicatissima, ma come dire, dovremmo riuscire a dare un contributo, a fare qualche passo in più. Spesso consideriamo la politica una cosa sporca, no? Oppure pensiamo alla politica facendo riferimento ai protagonisti, diciamo, della politica di oggi, no? Dove qualche volta occorrerebbe proprio tapparsi il naso e guardare dall'altra parte. Che cosa possiamo fare? Credo che sia importantissimo educarci a capire qual è il bene comune, avere a cuore il bene comune. Allora, c'è un impegno sociale che la comunità magari del NACI in un determinato contesto, in un determinato territorio può svolgere un servizio, può essere una presenza, e all'interno credo che si possono fare anche degli itinerari che possono portare anche all'assunzione di responsabilità. Stamattina io non lo sapevo che la Balbi ha questo passato scout. Ecco, non lo sapevo, sono di Vicenza, quindi a parte che sono tornata a Vicenza da poco, quindi prima non potevo votare Balbi, ma il tema è attraverso l'imparare
possiamo maturare la scelta di impegnarci in prima persona. Purtroppo pensiamo alla politica come una cosa sporca, mentre polis, politica, deriva da polis che vuol dire città, e quindi l'impegno per la città, l'impegno per il bene comune. Ecco, forse dovremmo, come dire, interrogarci sul come maturare anche delle vocazioni in questo senso, come aiutare, come accompagnare delle persone che poi possono impegnarsi in prima persona. Però se guardiamo la nostra storia, sia Masci che Ageshi, credo che ci siano tanti esempi di persone che poi hanno fatto questo balzo. Ovviamente credo che ci sia una prima realtà, che sia quella del comune, no? del posto dove si abita, e poi eventualmente altro. Ancora credo che possiamo sicuramente maturare un pensiero insieme e soprattutto porci degli interrogativi insieme. Quindi la riflessione come possiamo non subire il cambiamento è una riflessione che possiamo fare in comunità, cioè potrebbe essere proprio la comunità il luogo in cui si comincia a riflettere, a discernere che cosa vuol dire il cambiamento, perché il cambiamento non può essere fine a se stesso, perché altrimenti diventa, come dire, una moda, no? Cioè adesso gira, che sapevo io, un determinato modo di vestirsi, un determinato modo, che sapevo io, una determinata canzone, e allora mi adeguo, no? Non è questo il cambiamento che ci viene, che noi, come dire, dovremmo attuare. Non va subito il cambiamento, va letto e analizzato insieme, personalmente e in comunità, e poi appunto si tratterà di capire che cosa possiamo fare. E infine, ecco, credo che l'alimento fondamentale sia nella vita di comunità, ma anche del singolo, la dimensione spirituale, quindi il momento, è stato richiamato, di preghiera, il momento di fede, come vogliamo chiamarlo, perché è questo che motiva poi, no? Che genera la capacità poi di impegnarsi. Non possiamo ignorare questa dimensione. Guai primo perché non saremo del MASCI, perché Movimento Adulti Scout Cattolici italiani, e quindi per onestà nei confronti dell'associazione. Ma credo che prima di tutto sia un problema di me, persona cristiana, che sono chiamata a testimoniare nella vita, nell'ordinarietà, dicevamo, della vita di tutti i giorni. E da questo punto di vista, ecco, soluzioni per quanto riguarda il rapporto con la GESCI non ne ho, però credo che sia bello poter testimoniare che questo gioco mi ha aiutato nella mia crescita quando ero più o meno piccolo, e in maniera diversa adesso lo continuo e lo testimonio insieme con altri. E del resto fa anche piacere constatare come lo scoutismo nasce in seno. Vi faccio un esempio, di questo ne sono sempre stata convinta, no? Siamo tutti convinti che lo scoutismo, come dire, no? È una formazione fantastica. È facile dirlo a parole. Bene, io sto curando il libro di Mussolente, fa i 50 anni di Ageshi. Mussolente adesso è zona di Treviso, subito dopo Bassano dal punto di vista geografico, un gruppo che è nato appunto grazie all'impegno anche dei capi scout di Bassano. E hanno detto cosa facciamo del 50esimo, alla fine così un po' li aiutati, allora facciamo un libro di racconti. Allora tutti sono stati invitati a raccontare. La prima parte ci sono i ragazzi di oggi, le sestine, le squadriglie, eccetera, e poi ci sono in ordine cronologico a rovescio, cioè partiamo dai giorni nostri e andiamo in fondo al libro con le origini, e abbiamo tutta una carrellata di testimonianze. Bene, è
guardate, io me lo sono letto, sono 120 racconti, sono 430 pagine, non so quando stamperanno, ma saranno di più perché dopo ci deve essere anche pezzo di notte. È impressionante constatare come persone che dal punto di vista culturale, mica tutti sono laureati, cioè, c'è anche gente modesta che è andata a lavorare praticamente quasi subito, però riescono a leggere l'esperienza, anche il fatterello, l'avventura, no? Che magari è capitata nel campo estivo, nel campo mobile, eccetera, riescono a leggerla e cogliere il significato profondo dal punto di vista spirituale, dal punto di vista pedagogico, che oggi riconoscono. Cioè, per me è un trattato di pedagogia autentico. Questo loro raccontare, e non sono laureati o dottorati in pedagogia, però sono riusciti a rileggere il loro percorso, perché finché tu lo vivi non ti rendi conto, soprattutto no, se sei un bambinetto o un ragazzino non ti rendi conto, ma poi nel tempo rileggi e attribuisci un significato profondo, per cui è stato un privilegio aver fatto l'esperienza, e credo che in maniera diversa anche per noi qui adulti, anche se entrati da adulti nell'ambito del movimento, vale la stessa questione, cioè se l'esperienza è autentica lascia il segno. Il problema è che l'esperienza sia un'esperienza autentica, però ecco, credo che ci siano tutte le premesse, tutte le condizioni, che non occorre essere laureati in chissà cosa per appunto proporre delle esperienze scout, perché lo scoutismo è un metodo anche semplice, si dice tra virgolette a prova di stupido, no? Quindi che funziona anche. L'importante è appunto avere una intenzionalità educativa. Ecco, mi fermo perché abbiamo un calendario, no? Un programma denso e siamo in ritardo. Allora, vogliamo ringraziare Paola per il suo Sì, rimango con voi a divertirmi. Ecco, un piccolo pensiero.